Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale sull'istituzione della minoranza nazionale veneta e gli indipendentisti si arrabbiano e dicono: per forza al governo servono le nostre tasse. Se lo aspettavano, sapevano che Roma avrebbe fermato la legge regionale che chiede l'applicazione delle minoranze nazionali anche al popolo veneto. Secondo il governo, la legge eccede le competenze regionali e viola i principi costituzionali, secondo i quali è lo Stato che deve trattare i rapporti internazionali. Gli indipendentisti non sono d'accordo. È una legge che prende l'aspetto culturale, sociale e identitario del Veneto, invece cosa è successo? Oltre ad aver bocciato questa legge, l'altro giorno hanno anche fatto un taglio di 44 milioni di euro sulla socialità, sulla sanità e sulla cultura, giusto per capire come dovrebbe essere l'Italia nei confronti del Veneto, insomma, anzi com'è l'Italia nei confronti del Veneto. La Regione, dice Agirmo, può fare ancora qualcosa, come intervenire con il registro dell'anagrafe veneta. L'altro giorno Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, ha detto che volendo può anche ripresentare una legge, questo si può fare anche molto velocemente, ma da questo comunque a dire che noi ci fermiamo, assolutamente no, la nostra è una battaglia culturale, sociale e identitaria, vogliamo portarla assolutamente avanti e non ci fermiamo di fronte a qualcuno che non vuole riconoscere per l'ennesima volta quelli che sono i diritti dei veneti. Alla domanda su perché il governo abbia detto no, Agirmo ricorda che i veneti mandano a Roma un gettito di 21 miliardi per quella che dovrebbe essere la gestione del noto buon padre di famiglia. Ecco, l'Italia è esattamente la cattiva madre per quello che riguarda il Veneto, anche perché alla fin fine delle fiere, per quello che riguarda noi che siamo anche indipendentisti, non la riteniamo assolutamente una madre.